Alberto Rigo, un'altra vittoria ai rigori che vi consente di passare il turno e andare in semifinale. È stata dura per voi, una partita equilibrata che però l'avete portata a casa. Sì, una partita sicuramente equilibrata come gara 1, decisa sugli episodi. Alla fine le partite di fine stagione, dei playoff sono un po' tutte così, sono tutte delle finali e è sui singoli episodi che si decidono. Siamo stati anche bravi a vincere ai rigori, non è facile, c'è tanta tensione quando si arriva e quindi bene così, adesso testa sabato prossimo. Esatto, adesso avete una settimana almeno per riprendervi. Voi avete impostato questa seconda partita molto sulla difesa e avete chiuso veramente tanti angoli di passaggio. Siete stati molto attenti, poi la partita è stata anche un po' uguale, anche per Scandiano più o meno è stata così. E avete avuto però sangue freddo e anche una bella reazione dopo il gol preso. Sì, siamo restati concentrati, abbiamo sbandato per qualche minuto nel secondo tempo. Siamo stati un po' fortunati, un po' è stato bravo Nick a salvarci in qualche occasione, però siamo riusciti a restare concentrati e a trovare il gol del pareggio che non era scontato. Infatti la vostra forza è proprio il gruppo e si vede che giocate anche insieme un po' da tanti anni e soprattutto anche il fatto che voi cercate sempre la soluzione offensiva in tutte le azioni. Sì, ormai io sono arrivato a Tiene 3 anni fa, quest'anno c'è stato qualche nuovo innesto, però la squadra è più o meno la stessa, il tipo di gioco è qualche anno viene portato avanti e quindi continuiamo a cercare di giocare questo hockey un po' più dinamico, cercando di giocare di squadra e non puntando sull'invenzione del singolo. Complimenti ancora e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, Carapini.